Siamo passati al trofeo Gentleman for Life, Endoma El Bar, Etienne Latorre, Ermanno Jet, Eva Bigec, Bombo Jet, questo lo schieramento della prima delle due batterie. Dall'esterno c'è Bombo Jet, fila subito in testa e guida nei confronti di Etienne Latorre, mentre all'esterno rimane Eva Big. Più indietro Endoma Al Mar e Ermanno Jet. Cerca di accodarsi in terza posizione Eva Big, ma il posto non c'è più. E così viene infilata da Endoma Al Mar, rimane all'esterno Eva Big. Eva Big al sediolo ora di Etienne Latorre, che segue sempre le mosse di Ecce Bombo Jet, che ha preso la testa in poche battute e ora completa il quarto iniziale in 32,5 addirittura. Una ridotta sulla piegata con Eva Big che ne approfitta per riportarsi sotto, anche Ermanno Jet avanza dalle retrovie. Sono solo in 5 ma molto ravvicinati dopo i primi 600 metri in 48,7 addirittura, con Ecce Bombo Jet che per il momento fa i propri comodi al comando, completa il giro in 1,4 con un 31,5 di secondo quarto di gara. All'esterno Eva Big rimane lì a contatto, alla corda c'è Etienne Latorre, poi in corda Endoma Al Mar con Ermanno Jet all'esterno, chilometro in 1,19,4. Cavalli ora 500 dalla conclusione con situazione tattica invariata, al comando c'è Ecce Bombo, all'esterno Eva Big che lo impegna, poi alla corda è sempre Etienne Latorre. Si affronta la curva conclusiva con Ecce Bombo in vantaggio, Eva Big al suo esterno, Etienne Latorre in terza posizione. Completamento della piegata, ingresso in dirittura d'arrivo con Ecce Bombo Jet in vantaggio, Eva Big che prova nuovamente, alla corda c'è Etienne Latorre che sprinta all'interno, ma nel finale Eva Big insiste e sul traguardo copre ma forse non riesce a battere. Vediamo nuovamente l'arrivo molto stretto con probabile però Ecce Bombo Jet che salva qualcosa sul palo. Vediamo ancora l'arrivo ravvicinato, Ecce Bombo in vantaggio, Eva Big generosamente guadagna terreno fino al palo, ma il palo arriva un attimo prima e quindi vittoria per Ecce Bombo Jet. Giovanni Michelotto in sediolo che vince quindi in percorso di testa, ma Eva Big corre alla grandissima ed è seconda sul traguardo, precedendo Etienne Latorre. Ecce Bombo Jet, Giovanni Michelotto in sediolo, Andrea Vitaliano al training, Vincenzo Vitaliano alla proprietà.